i medici che abbiamo a disposizione perché non vengono nella 10? Perché noi non troviamo ortopedici? Mica perché mancano gli ortopedici in Veneto, sapete? Non vengono perché nessuno viene a lavorare in un reparto, in una situazione in cui non è definita, voglio dire, la fine che farà o l'investimento. Il bravo professionista viene se tu gli dici guarda io su questo reparto investo, allora il bravo professionista viene, allora il medico che vuole far carriera viene, se no non viene nessuno. E così sta accadendo. Manca un dirigente medico a Samonà e due medici, manca il dirigente medico a Jesolo più altri 2 medici in ortopedia. Ma perché bisogna avere il coraggio a un certo punto di dire le risorse sono queste, io faccio 2 presidi ortopedici, punto fine a capo. Poi voglio utilizzare la sala operatoria Jesolo per fare il programmato, posso mandare una squadra a Jesolo, ma non ho un'ortopedia, ho una sala operatoria che posso mandare per snellire le liste di attesa degli interventi programmati in una sala operatoria libera perché magari dalle altre parti posso operare solo 2 giorni a settimana, 3 giorni a settimana, che è quello che stanno facendo da 20 giorni con un ottimo risultato, nel senso che in 18 giorni si sono eseguiti a Jesolo 56 interventi programmati snellendo le liste di Portogruaro, di Sandonà e di Jesolo. Ma è un'altra cosa, ma no, quello non è un reparto, quella è una sala operatoria dove si fanno le cose, fra virgolette, semplici. Qual è l'altra battaglia che neanche la conferenza dei sindaci, voglio dire, è in grado di spingere fino in fondo il direttore generale? Quella della riduzione dei tempi per le prestazioni mediche, sia diagnostiche che di laboratorio che di visite specialistiche. Il sistema informatico consentirebbe oggi, se fosse ben organizzato nell'ASL 10 ma come nelle altre ASL, e in alcune ASL del Veneto il sistema funziona, che tu vai a fare la visita, tu vai a fare gli esami e i risultati dei tuoi esami tu non devi perdere un altro giorno per andarti a prendere, li trasmettono direttamente al tuo medico di base con un sistema informatico protetto in modo tale che i tuoi dati non li possa vedere qualsiasi. Non si fa nemmeno questo. Si potrebbe attivare, per esempio, no, la prenotazione delle visite attraverso l'accordo con i farmacisti. Si fa, in alcuni posti si fa e qui non si fa. Cioè voglio dire, alcune cose semplici che non richiedono investimenti economici di chissà che natura, no? Basta la buona volontà e la voglia di mettersi a dire provo a semplificare la vita e la perdita di tempo, che poi vuol dire lavoro, vuol dire costo per la società. Quando io perdo 3 giorni di lavoro quando ne potrei perdere 1, vuol dire che io alla collettività, al cosiddetto PIL, no, sottraggo delle risorse, perché vengo pagato anche senza produrre. Faccio questo esempio per dire che non è solo, voglio dire, il togliere il fastidio al paziente di andarsi a prendere l'esame, cioè mette insieme nel circuito, mette in moto, vuol dire, molti recuperi di risorse, non solo il tempo perso, ma così come il fatto che non si spinga perché si facciano le UTAP, no? Le unioni dei medici di base, che ci consentano di dire che ai pronti soccorsi ci si va solo se si chiama l'ambulanza e si sta morendo, se no tu vai dal tuo medico. No, vai al pronto soccorso perché il tuo medico riceve solo al mattino e non sai da chi cavolo andare. Perché mettere insieme i medici di base, dandogli 4 risorse, significa fare 2 operazioni. La prima è quella di avere una copertura dalle 8 del mattino alle 8 di sera, dove tu vai dal tuo medico di base, se non è il tuo è un altro, ma comunque uno che ti visita, decide lui se devi andare al pronto soccorso o no, non decidi tu, e contemporaneamente, voglio dire, è in grado di fare una serie di funzioni di visita anche, fra virgolette, semispecialistica, invece di dover andare a prenotare l'elettrocardiogramma. Te lo fa il tuo medico.
e lo fa leggere in via telematica. Ti fa la medicazione invece che tu debba tornare in ospedale a fare la medicazione per la ferita che hai, no? Cioè con 4 soldi tu avresti una copertura giornaliera che consente di svolgere tutto lì dentro, di disintasare le strutture ospedaliere, e questo produce un risparmio economico che può essere reinvestito nel territorio, perché in questo modo si trasferiscono le risorse. Se io non le devo spendere per avere un medico in più al pronto soccorso o 2 medici in più per fare gli elettrocardiogrammi, no? Ho bisogno di medici che leggano le carte, e siccome oggi la tecnologia ci consente di leggere le carte anche a distanza, non si capisce perché non si possa attuare. Cioè voglio dire che qualche volta i nostri sindaci dovrebbero avere un po' l'accortezza, quando si fa la conferenza dei sindaci della sanità, di spingere, vuol dire, per fare delle cose semplici che però, voglio dire, non solo sollevano il cittadino ma fanno anche risparmiare delle risorse. Resta il tema dei 3 presidi ospedalieri del San Donatese, che è un tema che va risolto rapidamente. Io di fronte al contenzioso della casa di cura mi sono permesso di dire in Commissione Sanità, ma poi l'ho detto anche in aula in occasione di una discussione, vuol dire, su un provvedimento che riguardava la 5ª Commissione, che la Regione farebbe bene a comperarsela. Perché farebbe bene a comperarsela? Perché a San Donà il presidio ospedaliero che c'è è carente di circa 40 posti letto sulla lungodegenza, e acquistando quella struttura, siccome lì non c'è lo spazio per poterli fare, acquistando quella struttura potrebbero fare i 40 posti di lungodegenza, potrebbero aprire la RSA e soprattutto si potrebbe fare un hospice e provare a far fare il fine vita in maniera, voglio dire, dignitosa a molte persone che invece, no, muore il più delle volte in una stanza a 2 letti, 3 letti, no, lasciati lì, quando invece si potrebbe fare dell'altro. Jesolo potrebbero chiuderlo e riconvertirlo in una cosa diversa, e noi avremmo razionalizzato senza bisogno di dire aspettiamo i prossimi 15 anni per fare l'ospedale unico. Chiudo su sta vicenda perché sono stato lungo sulla questione dell'ospedale unico, dicendo la mia contrarietà e il perché della mia contrarietà. Io non sono uno che